Bene. E vabbè, l'avete capito. È con noi l'uomo che sta cambiando il Veneto, il governatore Luca Zaia! Un bel applauso, non occorreva neanche dirlo. Grazie. Presidente, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti, grazie. Allora, prima di entrare nel merito specifico, perché abbiamo preparato anche per lui degli spunti interessanti, io volevo darle un po' chiedere una provocazione. C'è un prossimo obiettivo, un qualcosa che lei tiene in modo particolare, che viene successivamente, ai noi, al referendum nazionale. Di che cosa si tratta? E può avere una data? Secondo voi di cosa si tratta? Provate a indovinare, dai! Noi abbiamo... innanzitutto complimenti agli organizzatori, lo possiamo dire. E grazie, bravo Andrea, bravi tutti i militanti, grazie. Varrebbe la pena di ricordare che noi siamo l'unica regione che da quando esiste la Costituzione del 1948, che per la prima volta nella storia, grazie alla Lega, è autorizzata a celebrare un referendum ufficiale per l'autonomia. E a me spiace che ci sia qualcuno che insinua che queste sono solo dichiarazioni, che poi il referendum non si farà. Il referendum si farà, lo potevamo fare anche in autunno se volevamo. Però avevamo un piccolo problema, andate a dirlo, siete un po' tutti dirigenti di questo partito, andate a dirlo a chi vi chiede informazioni. Fare un referendum da soli costa 14 milioni di euro, farlo assieme al referendum di Renzi sarebbe costato 0. Abbiamo scritto più volte al governo, al Presidente del Consiglio di autorizzarci a fare il referendum nella stessa giornata del suo referendum, non ci hanno risposto. Li abbiamo diffidati formalmente per iscritto, non ci hanno risposto. Abbiamo capito che loro faranno il loro referendum il 4 di dicembre e noi a questo punto ci organizziamo per farlo da soli. Ma dico a questo punto perché? Ve lo dico, no, scusate, perché è bene che vi spieghi il passaggio. A questo punto siamo legittimati a farlo da soli. Non abbiamo il pericolo che qualcuno ci venga a dire che abbiamo sprecato 14 milioni di euro quando potevamo farlo assieme a loro. Loro ci hanno detto di no, quindi adesso lo facciamo da soli. Che cosa, avendo coscienza anche della grande responsabilità che ho assieme a tutta la mia squadra, perché io ho l'onore di venire qua a portarvi le mie idee, però vorrei invitare, se ci sono assessori della mia squadra o consiglieri, che vengano qui sul palco, magari facendo una corsetta come li ho abituati io. Vi dicevo, è fondamentale dire in giro che questo referendum sarà una pietra miliare, sarà un referendum ufficiale, lo si farà con un seggio ufficiale, con gli scrutatori e con delle schede. Se io qui facessi un sondaggio, sappiamo benissimo che il sì vincerà, però non ci deve far stare tranquilli. Io ho bisogno di una grande affluenza alle urne, perché andare a Roma sapendo che un Veneto su 2 è andato a votare è una roba. Andare a Roma con un referendum dove 8 veneti, 9 veneti su 10, 10 veneti su 10 sono andati a votare, ce ne sono altri tra il pubblico, se volete venire su. Sono andati a votare, ci permette di trattare. Qualcuno mi dice, ma il giorno dopo il referendum cosa accadrà? Guardate, il nostro modello è quello di Trento e Bolzano, 9 decimi delle tasse in Veneto. Ovvio è che il giorno dopo non avremo l'autonomia, però inizia un percorso, il Veneto non sarà più quello di prima ed è quello che dobbiamo fare. Dopo, per carità, se qualcuno vuole continuare a credere alle fantasie, crediamo alle fantasie. Noi diciamo che 2 cose sono possibili:
celebrare un referendum per l'autonomia e continuare la strada per il referendum per l'indipendenza. Questo è quello che possiamo fare, ma lo facciamo con la concretezza di chi non va a raccontare bugie ai cittadini, perché la credibilità passa attraverso anche i fatti e noi abbiamo sempre dimostrato che quando diciamo una cosa la manteniamo. Quindi preparatevi per il referendum, nessun veneto può delegare gli altri, tutti debbono andare a votare e dopodiché se i veneti decideranno che questa regione deve diventare autonoma, continueremo la nostra battaglia. Se i veneti diranno di no, si saranno presi la responsabilità di restare legati a doppio filo a Roma, ma è una scelta dei veneti. Come dico io, il primo nemico del Veneto spesso è il Veneto. Ecco, guardate, loro sono Luciano Sandonà, fate un applauso, che è un consigliere della provincia di Padova, Gianluca Forcolin, che è vicepresidente della regione e della provincia di Venezia, Gabriele Micheletto della provincia di Venezia, consigliere regionale. Dai fischi ho capito che è il vostro fornitore ufficiale di magliette. Manuela Lanzarin, che è assessore regionale alla sanità di Vicenza. Beppi Pan di Cittadella, assessore regionale all'agricoltura, che ha una grande responsabilità. Gli ho ceduto la delega, è una delega che a me ha portato fortuna, vedremo se lui sarà così bravo. Elisa De Berti di Verona è la prima assessore donna della storia alle infrastrutture e ai trasporti. Prego. E Cristiano Corazzari di Rovigo, assessore regionale alla cultura e allo sport. C'è altro? Bene, vi piace? Sì, no, io direi, se lo diciamo tutti con un applauso, vi piace? Ti piace questa Gaetana allora? No, bella anche perché prima i giornalisti mi hanno detto: ma lei cosa dice della Gaetana? Viene sempre dopo la Leopolda. Altro che Leopolda. Nel senso che noi le facciamo migliori le robe, no? A Leopolda non ci piace, ma la Gaetana? Non avevo dubbi. Presidente, prima di lasciarla ad altri argomenti, perché ce ne sono alcuni interessanti. Non è finito? Non è finito. Una cosa, perché poi ci sono... c'è il nostro no, perché pubblico... io sono arrivato, ho sentito il profumo della griglia. Sapevamo, è l'allettamento. C'è il nostro pubblico, però ci sono le persone che ci seguono da casa. Fare un punto di chiarimento. Qualora il referendum costituzionale, Renzi, fosse per il sì, passasse con il sì, cosa succederebbe al nostro consultivo regionale? Una precisazione. Ma guardate, se oggi ci fosse qualcuno qui, e spero siano in tanti, che ancora non hanno deciso cosa votare al referendum di Renzi del 4 dicembre, dico semplicemente che questa modifica della Costituzione parte da un presupposto, che le regioni sono da eliminare. Allora qualcuno potrebbe dire, era ora. Però vuol dire che la sanità ve la gestiranno da Roma, che tutte le materie che oggi gestiamo noi avranno una gestione centralizzata e quindi si disegna un modello di Stato che non è un modello di Stato federalista, ma è un modello di Stato assolutamente centralista. Quindi il sì o il no, se volete poi in maniera... Avete finito di far casino? No. Salvini non fa casino, ma guardate, siete sicuramente della provincia di Venezia, giusto? No, io l'ho capito una roba, perché solo in Marse fa così. Visto che ho indovinato. A parte gli scherzi, si scontrano due grandi filosofie, quella centralista che vota sì e quella autonomista che deve votare no. Questo è quello che viene chiaro. Guardate, se andate a vedere la lista delle materie, le regioni vengono svuotate. Nel giro di una decina d'anni non esisterà più un riferimento regionale. Avremo un palazzo in giro per Roma che si occuperà di volta in volta delle faccende delle regioni. L'esempio ce l'avete sotto gli occhi tutti, dove gestiamo noi, tipo la sanità, è un fiore all'occhiello a livello internazionale, dove gestiscono loro a un mese dall'apertura delle scuole hanno ancora le scuole senza gli insegnanti. Questa è Roma e i casini che fa Roma.
Io direi di salutare il nostro parterre che ci ha arricchito, quindi fare un buon lavoro. No, lei resta qua, lei resta qua. Li puoi tenere qui dove vuoi che vada? Li teniamo qui. Grazie allora ai consiglieri, sindaci, assessori regionali, eccetera. Buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie mille. Grazie a questa squadra. Grazie Veneto. E allora, caro Luca, adesso ti facciamo vedere una cosa. Guarda cosa ci scarica in Veneto questo governo. Guardiamolo assieme. Vai col servizio. Parlo del diritto di immigrati. Dopo domani arrivo tu, via. Io non vai niente perché io conosco il mio diritto. Non hanno educazione, non hanno rispetto, hanno proprio il volto di sfida. Uno addirittura mi ha fatto il segno dello sgozzo. Io fai commissione perché io fai prefettura, io parlo, io non dormo bene, io non mangio bene. Ero fuori con una ragazza e lui è passato facendo degli apprezzamenti pesanti. Io con la mano l'ho indicato di andare via e lui mi ha fatto il cenno dello sgozzamento. Che cosa sono venuti a fare questi ragazzi? Lavoro non ce n'è, casa non ce n'è, stanno tutto il giorno senza fare niente. I sleep, I wake up, I eat, and I see my friends, we talk, we discuss life. Qua se bisogna ingrassare, morire, perché poi fa 1200, 1400, 1600 pasti al giorno. Io non dormo bene, io non mangio bene. Il Rio Fornighe a quanto sei? Cosa che va in scarsare? Dopo io non resto in Italia, dopo io via Francia, prefettura, commissione appello come telefono, io fai come dire, io commissione. Presidente, come la mettiamo? Oh, non dite parolacce, perché mi chiedo sempre come fa a tradurre le parolacce. Secondo me ci riesce. Salutiamo i ragazzi, eccoli là. Allora abbiamo qua Bagnoli, poi vabbè si viene vista Abano sullo sfondo che sembrerebbe congelata, ma noi del congelamento non sempre ci fidiamo. E poi i fondi che sono finiti, chiaramente il Ministero ha detto che non arrivano se il MEF non apre le borse, non ci sono fondi, e il terrore è che quindi chiudano le strutture e loro da qualche parte debbano andare. Come la mettiamo? Cosa può fare la Regione? Perché poi non è che può far miracoli. No, la Regione non ha alcuna competenza in materia, nel senso che la catena decisionale va dal Ministero degli Interni per il tramite delle prefetture, scarica, scaraventa immigrati sul territorio. Allora il ragionamento però è molto chiaro, la chiamano emergenza, l'emergenza ce l'hai quando si intasa un tubo in casa e ti viene perso le fogne e ti succede qualcosa di drammatico, chiami l'idraulico e sistemi la roba. Tu non puoi chiamarla emergenza quando governi l'Italia dal 12 novembre 2011, non la puoi chiamare emergenza dopo 5 anni. Allora, se io mi metto nei panni di un migrante, di un cittadino del mondo, che ha magari la fortuna di vedere la televisione tramite le paraboliche, e vede questo signore che si chiama Presidente del Consiglio che dice venite in Italia perché noi aiuteremo tutti, poi sente un altro che dice qua ti danno 35 euro al giorno e tu sei in Africa, pensi che 35 euro li guadagni in 3 mesi lavorando, capisci che quando ti imbarchi sul gommone punti sulla Grecia e dici no là, pericoloso, guardi la Spagna e dici meglio lasciar perdere, vai a Malta, Malta sarebbe più vicina neanche che provo. L'unico posto dov'è? L'Italia. L'Italia perché lì c'è un Presidente del Consiglio che dite venite. Allora penso che se qua facessimo un sondaggio e chiedessimo all'Assemblea
chi rifiuterebbe l'aiuto a una persona che sta morendo di fame e scappa dalla morte, tutti dicono, cavoli, siamo qua, siamo veneti. Ma qua 2/3 di questi signori li avete visti? Io non ho mai visto uno che scappa dalla morte e dalla fame in quella perfetta forma fisica lì. Non ho mai visto immigrati. Io sono andato assieme a Matteo e altri per i 243 migranti di Eraclea, tutti sui balconi con lo smartphone in mano, le cuffiette, aspettare che passasse ore. Io non so da che guerra sono scappati, o amano talmente tanto il telefonino che l'unica roba è che sono riusciti a portarsi via mentre scappavano dalla guerra, no? La verità è che i sondaggi ci dicono che su 200.000 migranti che arrivano ogni anno, 2/3 non sono profughi. Partiamo da questo valore, vuol dire che 2 posti su 3 che noi offriamo in Italia li offriamo a persone che potrebbero tranquillamente starsene a casa loro. Questo è il primo discorso che dobbiamo dire. Allora, i 3 governatori, il sottoscritto, Roberto Maroni per la Lombardia e Totti, si sono riuniti a Genova, hanno redatto un documento, hanno detto, bene governo, visto che fai casino, ti diciamo che se fossimo noi lì faremmo così. Primo, campi di prima accoglienza nei paesi del Nord Africa, non in Italia. Lì vanno. Secondo, identificazione lì e solo da lì garantire corridoi umanitari ai bimbi, alle mamme, alle persone che sono profughi veri. È inutile che facciamo venire qui e qui cominciamo a capire se sono profughi o no. Terzo, reintroduzione del reato di clandestinità, reintroduzione del reato di immigrazione clandestina. Quarto, dichiarazione di emergenza nazionale, quindi avvalersi della protezione civile. Quinto, che è fondamentale, nel momento in cui dichiaro che c'è reato di clandestinità, rimpatriare tutti quelli che non sono profughi. Anche se si sono dimenticati di che nazionalità sono. Voi sapete che abbiamo una folla di smemorati che non sanno più da dove vengono. Allora il nostro governo, che ha avuto 63.000 immigrati arrivati in Italia nel 2011, noi siamo andati a casa il 12 novembre, di quei 63.000, 13.000 li ha rimpatriati subito con gli aerei speciali. Voi capite che quando sei in Africa e pensi di comprarti il biglietto per il gommone, dici cavoli, ma poi ti rimanda a casa dopo. Noi da 5 anni stiamo dando un'immagine di un paese che ospita tutti. Pensiamo che queste siano le misure. Siamo davanti a un'Europa che si gira dall'altra parte, una comunità internazionale assente, e il risultato di questo casino lo paghiamo noi, ma non nell'immediato. Il problema non è solo che arrivano oggi, il problema è l'integrazione e i problemi che avremo domani con questi signori, perché questi che hanno intervistato non li troveremo nelle nostre aziende da Driona Pressa o da qualche altra parte. Molti di questi sappiamo già che fine fanno. E con 175.000 disoccupati in Veneto, prima al lavoro ai veneti e poi a quelli del resto del mondo, deve essere chiaro questo. E non è razzismo, non è razzismo. Bene, caro Presidente, allora abbiamo visto il governo ci scarica qui questa situazione e costringe il meglio dei nostri cervelli a scappare all'estero. Vediamo insieme questo ulteriore contributo. Vai regia. Io sono Marco, ho 23 anni e sono uno studente di medicina e chirurgia. Esiste una modalità di selezione che è il test di specialità. I soggetti che non hanno una specialità non possono essere assunti dal sistema sanitario nazionale. Il sistema è tarato in maniera sbagliata e mette già in conto di lasciare a piedi un medico su 2, perché di medici formati stiamo parlando.
Tante volte mi viene spontaneo pensare di prendere, una volta laureato, e di andare all'estero. Io vorrei francamente rimanere qui perché questo è il mio paese, questa è la mia terra, qui ho le mie radici, le mie tradizioni, la mia famiglia. Vorrei lavorare qui perché qui mi sono formato e qui voglio avere un futuro. Però il sistema, così come è impostato, fa di tutto per spingere me e i miei colleghi ad uscire da questo paese e ad arricchire gli altri paesi a fronte delle spese milionarie che lo Stato italiano fa per formare ogni singolo studente che arriva a laurearsi. E allora, se è possibile, sappiamo che Marco Cari è anche qui tra noi, per cui se vuole salire per venire qua sul palco, ben volentieri noi lo accogliamo. Sostanzialmente i problemi sono un po' due. Da un lato il numero chiuso che limita l'accesso anche alle facoltà universitarie, lei lo sa bene e sappiamo anche che non è tanto favorevole. Dall'altro però, una volta superati tutti i test di accesso, fai la tua facoltà, costa tanti soldi, i nostri laureati per poter lavorare per una ragione, qui abbiamo un caso specifico, o per un'altra, devono loro migrare all'estero. Non è una cosa piacevole. Sappiamo che non è di competenza della regione, però secondo lei... Però noi stiamo facendo una battaglia, eccolo qua, facciamo un applauso. Dai, cogliamolo con un applauso. Visto che è serio, si è messo la giacca per venire qua. Ma anche perché ambizioni politiche, dai, ci sarà una forza, una nuova leva, no? Speriamo. Dicevo, non tutti sanno che iscriversi ad esempio a medicina significa passare un test di ammissione, il che vuol dire che se l'avessimo fatto ad Einstein sarebbe andato a spazzare le strade. Io penso che i test di ammissione, i numeri chiusi, debbano essere eliminati, lo dico da sempre, e i ragazzi devono essere selezionati sul campo di battaglia. Cioè io mi sono iscritto all'università dove si faceva lezione magari seduti sui davanzali perché non c'erano le poltrone, però anche quella è una selezione naturale. Chi va a casa dalla mamma a piangere perché non ha trovato la sedia per la lezione vuol dire che deve stare a casa. Allora la selezione la si fa con gli esami, con il rigore, non con gli esami di ammissione, perché voi sapete cosa accade? Che si danno un budget, iscrivono i ragazzi, dopodiché debbono trascinare l'anima fino alla fine del corso di studi perché altrimenti non hanno più il budget di laureati. Ergo vuol dire che se tu decidi che devi partire con 100 ragazzi e ti rendi conto che la metà non valgono una pipa e dovrebbero andare a fare un'altra roba, comunque te li trascini perché devi arrivare alla fine. L'Inghilterra con questo sistema sbagliato oggi fa leggere le radiografie, le risonanze e le TAC agli italiani sui sosgabussini o agli indiani giù in India via telematica. Questa è la tragedia dello sbaglio nelle programmazioni. Cosa diceva lui prima? Tu ti laurei in medicina ma non puoi fare il medico perché ti devi specializzare. La scuola di specializzazione è ancora un imbuto più stretto. Pochissimi, fatto 100 i laureati, quanti saranno? 20? 20 possono andare alla scuola di specializzazione. Quindi è un sistema che implode, non funziona e soprattutto, lasciatecelo dire in una serata come questa, non è possibile che le borse di studio per la specialità dei veneti siano date a qualcuno che viene da fuori Veneto, perché è giusto che prima vengano i nostri ragazzi. Poi, visto che siamo in vena, se vogliamo, caro, ti sei laureato? Sono all'ultimo anno. Bene. Inizio adesso. Bravo. Grazie. Visto che siamo in vena e se vogliamo fare le cose fatte bene all'università, basterebbe fare una roba, andare a cercare tutti i cognomi uguali, perché è ora di finirla che ci siano generazioni e generazioni di persone assunte all'università, che sarà pure il caso che sono tutti bravi, ma c'è anche a tutti i parenti, Ma sul futuro cosa, per questo discorso dei problemi delle specialità, cosa si può fare? Con questo governo non avete futuro. No, purtroppo no. Nel senso che il governo ha parlato chiaro, cioè specialità bloccate e numero chiuso ancora
stretto. Io penso, e ve l'ho detto all'inizio, che va eliminata tutta sta roba, la selezione, cioè è come avere un prodotto sul mercato e pensare che il consumatore è obbligato a comprare solo quello. No, noi vogliamo la concorrenza, che i ragazzi vadano tutti a scuola, che paghino meno tasse. Di quanto costa iscriversi? 2.600 euro l'anno più o meno. Ripeto. 2.600 euro l'anno, ecco. Tassa piena. Non è meglio mettere 10 volte tanto ragazzi e fare in modo che tutti possano provare, spendono di meno e dopodiché i più bravi diventeranno medici, o no? Bene. Grazie Marco, grazie, in bocca al lupo. Allora noi adesso ringraziamo il nostro governatore, gli auguriamo buon lavoro. Grazie. Un in bocca al lupo. Mi raccomando col referendum, quello nostro, il referendum dell'autonomia, sì la promozione del referendum, ma invitare tutti ad andare a votare nel nostro referendum dell'autonomia, che faremo più avanti. Quello del 4 dicembre è NO. Chiarissimo. E allora salutiamo con un grande applauso il nostro governatore Luca Zaia. Grazie. Luca. Grazie ancora Presidente. Allora, come sempre, tra un ospite e l'altro io mi sposto, mi avvicino al nostro vignettista Krancic e vediamo un po' che cosa ha ripresa. Eccolo qua, adesso appena la regia inquadra, così anche i nostri telespettatori, il nostro pubblico può capire, vediamo di commentarlo insieme. Ho visto il governatore molto graffiante, molto deciso, quindi ho pensato a un leone di San Marco. Zaia è il leone di San Marco. Lo vede sufficientemente deciso, sufficientemente graffiante? Che prospettive dà al Presidente? Ma io credo che le prospettive che dà siano ottime per il Veneto. Io vorrei che Zaia potesse venire per qualche tempo in Toscana magari, perché ci farebbe molto comodo, visto il governatore, anzi lo sgovernatore che abbiamo noi. Quindi buone prospettive, buone opportunità. Secondo lei invece una Lega con le proposte che ha potuto cogliere a livello nazionale, come la vede? Io credo che oggi come oggi l'unica prospettiva positiva sia quella della Lega e di altre magari altre formazioni. Ora io non è che pensi a un inciucio con Forza Italia, no, a me va bene la Lega così com'è. Poi io spero che un domani, per esempio, il Movimento 5 Stelle si sgonfi definitivamente, perché secondo me, secondo il mio parere, è veramente un movimento che è stato creato per raccogliere la protesta e portarla in un binario morto. Chiarissimo, esplicito al riguardo. Allora, grazie anche al nostro Krancic, dovremmo ancora interpellarla. Mi aspettavo anche una vignetta sulla questione dei cosiddetti profughi, eccetera. La provoco in questo senso, così dopo ci rende partecipo, visto che abbiamo un altro ospite. Siamo in crescendo, Andrea? Bene, e allora, cara Elena, adesso presentiamo il nostro ultimo ospite. Lanciamo quindi l'ultimo contributo. Vai, regia. La gente aspetta da noi il fatto concreto. Qua è in corso un tentativo di pulizia etnica. Io non sono nato schiavo di nessuno, c'è in ballo il futuro dei nostri figli. Siamo in guerra e se qualcuno ti dichiara guerra hai diritto a difenderti come vuoi e come puoi. Noi dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere gagliardi, dobbiamo essere uniti. Io sono pronto. Voi siete pronti? Siete pronti? Siete pronti? Viva la Lega, viva Pontida! E andiamo a vincere!